Io avevo già annunciato 2 giorni fa che noi come Terzo Polo non avremmo fatto degli incontri elettorali per un semplice motivo, chiaramente in maniera riduttiva, in realtà il motivo è profondo. Il 7 aprile 1944 sono morti 1600 trevigiani e il 7 aprile 1944 segna una data molto importante per la nostra città. E ogni anno, indipendentemente dal colore politico, quella giornata e questa giornata, quella che andremo a celebrare per la 79esima volta questo venerdì, tra l'altro venerdì santo, è la giornata dell'unità per Treviso, è la giornata della memoria, del dolore, della riflessione e dell'unità. Quel giorno chi indosserà la fascia sarà anche il mio sindaco, anche se spero chiaramente di poter essere io dal giorno dopo le elezioni, ma quel giorno siamo tutti trevigiani e non ci devono essere distinzioni politiche, per cui senza polemica noi abbiamo detto che non avremmo fatto iniziative politiche per una questione di rispetto, perché quel giorno la città non deve dividersi ma deve unirsi. È evidente che quella di domani una città è una ricorrenza molto triste. L'anno prossimo sarà addirittura nel segno del loro 80° anno di questi bombardamenti, ed è assolutamente adeguato, quanto diceva il collega in studio, sospendere qualsiasi attività nel ricordo e nella memoria di coloro che hanno perso la vita per il conflitto mondiale, per le ingiustizie, per tutto quello che ne derivò. Anche noi saremo assolutamente fuori da qualsiasi tipo di attività propagandistica ed elettorale. Condivido assolutamente, mi dispiace che l'altro candidato abbia scelto una strada traversa, complicata, poi che sia lavorativa o meno, anzi, forse sarebbe opportuno fare un po' di più. Sarebbe opportuno che allora cercheremo di farlo con la prossima amministrazione, che questa città questa ricorrenza sia segnata ancora di più per la nostra città